Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania, Trentino. Allora, caro sindaco, ricominciamo dalle periferie che si considerano dimenticate. Un grido d'allarme arriva da Trappeto Nord, San Giovanni Calermo, ce ne siamo occupati a lungo per la questione della famosa e purtroppo impressionante esplosione per il gas. Ma vediamo il servizio di Tonino De Vana e poi commentiamo. In alcune abitazioni manca ancora il gas, in altre è stato ripristinato dopo settimane e settimane di snervante attesa. Ma l'esplosione che ha sventrato 2 palazzine in via Fratelli Gualandi a Trappeto Nord è solo la punta di un iceberg di un quartiere che resta ai margini di Catania. Basta fare un giro nel 4º municipio per rendersi conto quanto sia lontano il centro cittadino e quanto i servizi lascino a desiderare. Dalle strade Groviera alla spazzatura, dalle piazze abbandonate alle bambinopoli, dove però è sempre raro vedere dei ragazzini. È stato bruciato uno scivolo completamente e non si è fatto niente. Così è, così era e così è rimasta. Non c'è niente. Dove li porta i ragazzini? Qua a giocare in mezzo alla terra, allo sterco dei cani? È bipartisan il grido d'allarme dei consiglieri di municipalità. Abbiamo anche una barca che simboleggia come San Giovanni Calermo sia in un mare di guai, non ci facciamo mancare nulla, dalla completamente assenza di gas a rifiuti di vario tipo. Io invito il sindaco a venire nel consiglio del 4º municipio perché da 2 anni a questa parte non è mai venuto. Non le mandano a dire i consiglieri di municipalità in quota Forza Italia e Fratelli d'Italia. Noi chiediamo al Presidente Cavallaro di farsi portavoce con il Sindaco di asfaltare queste strade perché effettivamente sono molto pericolose. La colpa io non la do al Sindaco ma la do al mio Presidente che non riesce a portare le esigenze che ha bisogno questo quartiere. E se un problema tira l'altro, ci spostiamo in via Beata Giovanna Jugan per mostrarvi lo stato d'abbandono di questo slargo dove gli alberi rappresentano soltanto un pericolo, senza contare che le folte chiome hanno ormai nascosto persino l'illuminazione pubblica. Torniamo in diretta con il sindaco di Catania Trentino, il suo commento. Tanti temi, allora cerchiamo anche di fare in estrema sintesi una rapida carrellata. Intanto non c'è bisogno che i problemi me li sottoponga il Presidente della Municipalità, che peraltro devo dire è stato estremamente attivo nella soluzione di queste criticità che abbiamo vissuto in via Fratelli Gualandi, e lui e io, e non ho visto altri, della Municipalità, siamo riusciti a dare finalmente un tetto a molti di essi e stiamo riuscendo a far tornare, spero entro questa settimana, in alcune delle abitazioni di via Fratelli Gualandi altri residenti, per cui dovremo risolvere il problema spero entro venerdì. Quindi entro questa settimana? Sì, i consiglieri di municipalità hanno titolo per chiedere a me eventualmente quale sia lo stato dell'arte rispetto alla soluzione. Però scusi sindaco, ma non hanno il diritto di chiederle perché non viene a farci una visita? Sì, ma certamente lei non c'è mai andato? Perché non è che devo essere io ad andare lì, scusate posso entrare, devono essere loro a invitarmi, mi sembra che sia una regola questa, non di bontone istituzionale, regola di educazione, io non vado dove non vengo invitato, quindi mi presento senza neanche sapere se c'è municipalità oppure no, se hanno consiglio di municipalità, deve essere il consiglio a invitarmi, così come sono andato alla quinta, sono stato alla sesta, sono stato alla terza, nel momento in cui mi invitano io vado dappertutto. Chiarissimo, quindi, questo è chiarissimo. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso delle strade, vorrei dire cinicamente, non me ne vogliono gli abitanti di quel quartiere, magari fosse solamente lì, noi abbiamo una condizione delle strade assolutamente visibile a tutti, disastrate, non abbiamo alcuna difficoltà ad ammetterlo, perché sono strade in cui non si è fatta manutenzione per tantissimi anni. Naturalmente perché magari non c'erano le risorse, non c'è stata la possibilità di realizzare interventi quando dovevano essere fatti, chiaramente l'ammaloramento comporta un progressivo deterioramento e quindi quel che prima era semplicemente una piccola scroffitura diventa presto una voragine. Ora finalmente stiamo passando a una fase un po' più incisiva, perché come ho già detto in qualche altra puntata stiamo chiedendo a Palermo 15-20 milioni di euro solo per manutenzioni straordinarie di manti stradali e quindi di pavimentazione, che ci potranno consentire di realizzare un 50-60 chilometri almeno delle strade cittadine, 50-60 chilometri, quindi non ci consentiranno di intervenire dappertutto, questo è naturale, però non si può dire che noi non diamo attenzione alle periferie, perché innanzitutto sulla questione gas
Gas, ho provato in tutti i modi a prodigarmi e devo dire che l'azienda Catania Rete Gas ha in qualche modo soddisfatto queste mie pressioni, queste mie sollecitazioni, ha cercato di accelerare rispetto a quella fase iniziale in cui per gli operai feriti, per tutta una serie di altre difficoltà che non erano pronti a fronteggiare, hanno fatto subito ricorso a personale di altre aziende che si sono messe a disposizione e pian piano si sta tornando alla normalità. È chiaro che rispetto a una condizione assolutamente inattesa e imprevedibile, quale quella che si è verificata, è normale che si possano creare anche delle defaillance organizzative. Quella barca messa là fa impressione un po', è il senso di una, come dire, disattenzione alla pulizia. Non è disattenzione alla pulizia, per la rimozione di quella barca non è facile, comunque non so neanche dove fosse, perché sennò avrei chiesto di programmare l'intervento, se magari poi me lo segnalano sarei ben felice di mandare qualcuno a ritirare. Però certo, ecco, vorrei che, a prescindere dalle concrete esigenze che sono state rappresentate, quando poi sento che sono consiglieri dei partiti di maggioranza, a quel punto diventa una posizione sterile di strumentalizzazione politica e non mi piace. E allora, se qualcuno ha qualcosa da dire, la mia porta è sempre aperta a tutti i cittadini, a tutti quanti i catanesi, a maggior ragione a chi ha un ruolo rappresentativo all'interno delle municipalità e del Consiglio Comunale, e non mi sono mai sottratto ad alcun confronto. Quindi io sarò ben felice di andare alla quarta municipalità se mi invitano e rappresentare loro quelli che si sta facendo, perché se poi parliamo di servizi sociali, se parliamo di servizi che noi offriamo alla collettività, forse non c'è neanche idea di come vengono destinati 105 milioni di euro che noi spendiamo per garantire un'educazione, un'assistenza domiciliare, una serie di interventi a persone che hanno un po' più difficoltà e sono soprattutto soggetti di periferie, quindi non mi possono dire che non diamo la dovuta attenzione. Certo, abbiamo tantissime difficoltà su altri campi come quello della manutenzione stradale, della manutenzione verde, l'abbiamo sempre ammesso e non mi nascondo, alcune stiamo cercando di superarle, altre non le potremo superare ancora per tanti anni, però io oramai mi sto concentrando non su quello che voglio fare, ma su quello che posso materialmente fare, perché è quello che posso materialmente fare è lontano, è distante sideralmente da ciò che vorrei fare. E se posso permettermi, quarta municipalità, invitate il sindaco, dovete essere voi a invitarlo se avete naturalmente ancora intenzione di dialogare con lui. Adesso vedremo le immagini, sindaco, di San Giovanni di Cuti, francamente desolanti, perché le mareggiate che hanno distrutto due lidi balneari hanno trascinato in mare tonnellate di legname, di ferro, e anche sulla spiaggetta nera. I residenti dicono: ma qualcuno deve provvedere alla bonifica. Già un'immagine la stiamo vedendo, ma adesso vediamo un po' meglio le immagini. Quel che resta di due stabilimenti balneari è questo ammasso di legni e tubi in ferro, una figura deforme che sembra ergersi dai flutti. In realtà metà di quella piattaforma è già in acqua, per buona pace di ambientalisti e di chi considera il mare una risorsa. Lo scempio è servito a San Giovanni di Cuti, dove le mareggiate e la scarsa attenzione degli organi competenti, comune, capitaneria e demanio in primis, sta portando ad un danno ambientale senza precedenti. Tonnellate di ferro e legna sono finiti già nei fondali, altre sono state rispedite al mittente, ovvero sulla spiaggia, da altre mareggiate, senza contare che un altro evento rischia di compromettere la stabilità delle piattaforme, che potrebbero quindi collassare. C'è anche un decoro di una zona tra Piazza Europa e San Giovanni di Cuti che ritengo sia un angolo di paradiso che vada tutelata e vada preservata. Si parla tanto di fruizione del mare per i cittadini, ma non mi pare che questo sia il modo di consentire questa fruizione ai cittadini del mare. Quindi. Umore nero, più della spiaggetta per i residenti. Qui tutto ciò che succede di negativo rimane per anni, così come ovviamente il pezzo di molo che è andato giù. E si avvicina la stagione balneare, ma con quali prospettive? No, non è certo un bell'inizio, adesso sicuramente penseranno a montare la stupenda piattaforma che ogni anno è stata qui montata e magari, perché no, pensare di utilizzare tutta questa legna per montare la piattaforma anziché comprarne dell'altra? Potrebbe essere un'idea, sindaco? Assolutamente no, perché quella non ci appartiene, quindi peraltro si tratta di legname che non so se debba essere smaltito, ma comunque riguardo la questione fra demanio e privati. Questo non significa che io mi sottraggo
alle mie responsabilità dicendo sono le competenze di altri e quindi mi disinteresso. Io più volte ho sollecitato le competenze sono Demanio e i privati che hanno realizzato anche quegli stabilimenti balneari. Ritirare, È naturale, loro hanno questo dovere, quindi adesso, tocca a loro. sì, adesso io vedrò se attraverso le nostre direzioni, la direzione ambiente, posso mandare una diffida affinché i privati intervengano sull'area loro. Il problema è che se non lo fanno, l'unico potere che io ho, ma non so neanche se lo io o compete al demanio, è quello di intervenire in danno. Significa che lo faccio io e poi mi faccio pagare, ma per farlo io dovrei però avere le risorse finanziarie per poter destinare quel materiale che oramai è rifiuto in discarica e non lo posso fare. Non sono d'accordo sul fatto che i problemi giacciono lì per anni perché il Molo il problema si è verificato meno di un mese fa. Quella stessa signora però ha dato atto che ogni volta la piattaforma che realizziamo è una piattaforma stupenda, sì. Quindi rispetto alla condizione che abbiamo visto però lì è pericoloso perché non solo sono finiti non solo per l'ambiente, il ferro caduto in acqua, cioè, ma per la gente, perché si vedono queste cose che sono... Allora poi c'è l'effetto-drammatizzazione che piace tanto a Tonino De Mana, come se fosse una condizione, come se fosse una condizione catastrofica. Sicuramente qualcosa è caduta, ma non in queste dimensioni così abbondanti come è stato detto. Però questo non significa che non dobbiamo noi evitare che succeda ancora. È uno spettacolo, è bruttissimo a vedersi, ma peraltro in uno dei due stabilimenti balneari è una cosa che si trascina già da almeno un paio d'anni, e quindi io ero intervenuto bonariamente con uno dei familiari che aveva quello stabilimento balneare che da 2 anni l'ha dismesso per quelle beghe familiari che ogni tanto si verificano, ognuno scaricava sul fratello le responsabilità. Però a questo punto dalla fase bonaria passiamo alla fase un po' più incisiva, fermo restando, ripeto, che devo comprendere col demanio se lo possiamo fare noi. Va bene, adesso parliamo della famosa voragine che non è molto distante lì. L'erosione avanza, sindaco, i pericoli aumentano, servirebbero forse maggiori controlli, perché? Perché i segnali vengono ignorati, le transenne vengono superate, la gente si avvicina perché vuole farsi i selfie, le cose. No, quello che abbiamo chiesto noi alla nostra direzione manutenzione, non possiamo limitarci a mettere le transenne, perché è vero che le transenne costituiscono un naturale ostacolo che segnala una condizione di pericolo, e quindi chi si avventura oltre a essere lo fa a proprio rischio e responsabilità, ma è anche vero che noi dobbiamo evitare all'origine che questo possa accadere, quindi abbiamo chiesto di montare delle barriere più deterrenti, quindi più alte, perché l'erosione aumenta. Lo studio del Dipartimento di Geologia è in fase avanzata, con i droni stanno compiendo ulteriori accertamenti, ci consegneranno il tutto per comprendere se dobbiamo noi estendere il perimetro di interdizione oppure se possiamo lasciare quello che è. Però siamo sempre lì, direttore, se noi stabiliamo un'area di inibizione e poi qualcuno sposta queste transenne per posteggiare, siamo oltre il livello di irresponsabilità. Ecco, penalmente siamo quasi a livello del dolo eventuale, l'accettazione del rischio che qualcosa possa accadere. Ed è da irresponsabili. Però Sindaco ha detto che metterà delle transenne di cemento? No, di cemento, abbiamo chiesto che mettano delle barriere più alte, delle vere e proprie recinzioni che quindi sostituiscano le transenne. Ah, perfetto, questo è importante. Quando lo farete? Abbiamo chiesto noi inizio settimana, l'altro ieri, che questo lo facciano il prima possibile. Benissimo, grazie, facciamo una breve pausa, poi avremo ancora qualche minuto per le vostre domande. State con noi, a più tardi. Torniamo in diretta con il sindaco di Catania Trantino, parliamo di cose positive, sindaco. Dal 7 marzo al 31 luglio Catania ospiterà la grande mostra dal titolo Tolkien, come diciamo noi all'italiana, non Tolkien, ma diciamo Tolkien, uomo, professore, autore, il famoso autore del Signore degli Anelli, dello Hobbit. Insomma, un motivo di vanto per Catania, per lei? Ma un motivo di vanto che per me ha anche una forte valenza simbolica, non soltanto perché rappresenta un autore al quale sono legato da quando ero ragazzo, ma anche perché ha una visione che coincide con la mia sul tema del potere, il fatto cioè che il potere debba essere sempre esercitato da chi ha la forza di tenerlo lontano da sé prima che lo condizioni. Il famoso
pennarello che ghermisce per poi dominarti. Ecco, per questo io sono molto fiero di poter ospitare questa mostra a Catania, che ha già avuto tanto successo a Napoli, Torino e Roma, e quindi è la quarta tappa che sono certo porterà un indotto molto importante. Si prevedono numeri assolutamente interessanti, peraltro è una mostra curata alla perfezione, con una serie di eventi collaterali che stiamo noi organizzando, che stiamo allestendo proprio per renderla ancora più attrattiva. Dove sarà? Quale sarà la sede? Palazzo della Cultura. Palazzo della verrà Cultura. il ministro, il ministro della Cultura, Giuli, che peraltro, a proposito del tema iniziale dell'attenzione alle periferie, dico subito che venerdì all'arrivo all'aeroporto andrà poi alla Porta della Bellezza per andare a vedere le opere del maestro Presti e quindi dare un segno di riconoscenza a chi ha permesso Questo tutto ciò. venerdì 7. Sì. Bello questo, poi una bella notizia, grazie. Adesso tocca a voi. Il telefono qua lo vedete, 342 74 55 005. Se abbiamo tempo anche le mail, Sicilia24 Focus, lo dico veloce perché non abbiamo molto tempo, @telecolor.it. Quando siamo pronti dalla regia possiamo partire. Buongiorno, sono Salvo da Catania. Vorrei chiedere al signor Sindaco perché via Re di Puglia, anche dopo il vostro servizio, è sempre una discarica. E non è solo via Re di Puglia, purtroppo sono tante le strade che noi bonifichiamo e di nuovo vengono contaminate da quelli che non vogliono rispettare le regole. Io dico subito, perché poi la gente ci mettete telecamere, le abbiamo messe, fate contravvenzioni e le facciamo. Stiamo sequestrando mezzi di gente che probabilmente non pagherà mai, perché non ha, quindi fino a quando non ci sarà proprio una reazione collettiva rispetto a questi fenomeni di degrado, fino a quando non ci sarà una diversa consapevolezza dei cittadini rispetto al ruolo che dobbiamo avere, non è che il problema lo possiamo debellare o risolvere, è assolutamente impensabile. È un percorso molto lungo, per questo noi siamo intervenuti anche a livello preventivo con la comunicazione, per questo mi sto spendendo io personalmente, sporcandomi in tutti i sensi le mani con interventi persuasivi su un modo di conferire rifiuti, però è chiaro che rispetto a una grossa fetta di popolazione che ancora è convinta che il territorio di tutti sia terra di nessuno, è difficile che si possa improvvisamente risolvere questa situazione annosa. Prossimo messaggio, prego, dalla regia. Buongiorno Sindaco, conosce il villaggio Delfino, contrada Vaccarizzo? Quando si farà un'illuminazione pubblica e si sistemerà l'asfalto stradale, intanto noi paghiamo le tasse come gli abitanti di Corso Italia, cioè come se fossimo a Corso Italia. È il discorso che facevamo prima, non è che ci sono cittadini di Serie A o cittadini di Serie B, gli interventi noi li facciamo, ma in questo momento non è che le condizioni del centro cittadino siano migliori per quanto riguarda la pavimentazione stradale, quindi ho detto che noi faremo degli interventi e lo stabiliremo in base alle principali urgenze. Quindi, ma certamente non in base al censo o alla quantità di tasse pagate. Tutti i cittadini sono nostri concittadini e quindi meritano la stessa considerazione. Altro messaggio, prego. Vediamo, buongiorno signor Sindaco, una proposta. Perché non convertire il tracciato della circumatenea abbandonato in una pista ciclabile? Grazie Giuseppe. Giuseppe, è uno degli obiettivi che ci siamo prefissi assolutamente. Abbiamo chiesto a FCE di provvedere immediatamente alla comunicazione di dismissione del sedime affinché il demanio ce lo possa cedere. Se lo fa in tempo brevissimo, noi possiamo metterlo nelle FUA o comunque nell'FSC e poter cominciare a realizzare questa pista ciclabile, perché anche secondo me sarebbe veramente bella, sarebbe un sogno, in vista poi di un possibile collegamento successivo con tutta l'area dell'Oasi del Simeto, ma intanto congiungere con pista ciclabile Catania fino a sostanzialmente all'altezza dell'Etnapolis, mi pare che sia questo il sedime che ci cederebbero, già diventa un bello sfogo. Bella idea, non lo sapevamo, bravo Giuseppe. Allora, buon pomeriggio, vorrei segnalare lo stato indecoroso, oltre che pericoloso, dell'asfalto sia di Viale Africa che di Piazza Galatea, richiama all'asfalto, soprattutto per chi lo percorre su due ruote. Fausto. Lo conosco bene perché io lo percorro su due ruote quotidianamente. Col motorino. Esatto, visto che è la strada che io ogni volta
percorro appunto per andare da casa mia al comune, quindi, ma anche lì non è solo quella zona, sono tante altre, ribadisco, c'è questa richiesta di 20 milioni, sebbene poi proprio Viale Africa, siccome là verrà realizzata una pista ciclabile, comunque vedrà anche il rifacimento di tutta la parte immediatamente ai bordi del marciapiede. Nel marciapiede, sto parlando dello spartitraffico, del marciapiede quindi centrale, perché le radici hanno sollevato il manto stradale, quindi bisogna fare un intervento ancora più incisivo per abbassare le radici e quindi poter consentire una diciamo levigatura del suolo, un abbassamento, un livellamento del suolo che consente di renderlo perfettamente sicuro. Messaggio successivo, lei qua ce n'è una serie, è una rockstar, raccoglie messaggi. Sindaco, buonasera, vorrei sapere chi è l'azienda tanto meravigliosa che rattoppa le strade, per modo di dire, sempre lì il tema, forse prima facevano l'elettrauto, strade impraticabili, forse era meglio prima. No, allora non c'è, in questo momento noi non stiamo ripavimentando, stiamo facendo, se mi si consente l'espressione catanese, i ratteddi, nel senso che mettiamo del bitume, mettiamo dell'asfalto nelle parti più ammalorate, più deteriorate, per evitare che le cosiddette scaffe creino una condizione di pericolo per i cittadini. Perché questo? Perché i ratteddi? E perché sono quelli che possiamo permetterci in questo momento con la nostra ditta di manutenzioni. Quindi ogni ulteriore intervento implicherebbe delle spese importanti, perché la verità è che bisognerebbe scarificare tutto il manto stradale e riasfaltare. Quindi già avremo difficoltà ad asfaltarlo, figuriamoci a scarificarlo e ad asfaltarlo. Stiamo anche immaginando dei contratti di rete con ANAS, insomma stiamo prevedendo tutta una serie di cose. Aspettiamo però che la regione siciliana ci liberi questi fondi, ci dia questi fondi e subito cominciamo quantomeno a collegare per provvedere ad assegnare a chi si riaggiudicherà questi lavori di manutenzione straordinaria. E si è fatta viva la regione su questo? No, ma ci ha detto che interverranno. La regione su questo tema dell'FSC è veramente sotto pressione, perché ha tante di quelle incombenze da compiere che non mi permetterei mai parlare di una loro lentezza, quindi si tratta di incasellarli nel momento giusto. D'accordo, abbiamo ancora tempo per altri messaggi. Vediamo, in Corso Italia, angolo via Martino Cilestri, un cantiere edile privato iniziato oltre 5 anni fa, attualmente abbandonato, occupa gran parte del marciapiede, impedendone la fruizione e deturpando il decoro urbano. Il Comune può attivarsi per risolvere questa situazione? Grazie. Via Martino Cilestri, ha detto? Angolo Corso Italia. Sì. La situazione lei è un po' delicata, perché inizialmente c'era il progetto per la realizzazione di un condominio al posto della ex clinica Musumeci, dopodiché fu abbandonato. Ora vogliono realizzare un supermercato, perché quella comunque è area che mi dicono poter ospitare un supermercato, ma ci hanno presentato un progetto che io ritengo tremendo, bruttissimo da un punto di vista architettonico ed estetico. La verità è che io non so quante possibilità abbiamo di opporci al progetto, perché non credo che là possa intervenire la sovrintendenza. Quindi noi stiamo cercando un'interlocuzione con i soggetti che devono realizzare, per dire: evitate che io mi metta di traverso e faccia di tutto per impedirvi la realizzazione, troviamo una soluzione architettonica più decorosa, perché è veramente concordata in sostanza. Sì, quantomeno sottoposta al nostro gradimento. Quindi, però in tutto questo la notizia è che comunque finalmente vogliono loro cominciare a realizzare l'opera per evitare quella condizione, che sono d'accordo con il nostro teleascoltatore, con il nostro concittadino, crea una situazione di pericolo oltre che di degrado, perché è brutto a vedersi. Altro messaggio: perché la via Ustica è al buio? È da tanto. Lo segnalo immediatamente, io non so se è un problema che derivi dallo scoppio di via Gualandi, perché è lì a Trappeto Sud, quindi non so se deriva da questo, però adesso io manderò immediatamente la segnalazione a chi si occupa del Guasti Enel per accertarsi. Bene, grazie Sindaco per questo è molto importante, perché il Sindaco accetta di colloquiare in diretta con voi. Allora, questo è l'ultimo messaggio. Esiste una progettualità e una visione futura? Parla forbito, una visione futura su Piazza Carlo Alberto? Dal pomeriggio la piazza è un enorme parcheggio abusivo.
sarebbe auspicabile una pedonalizzazione e degli eventi culturali. Si firma OS. È una situazione... Allora, Piazza Carlo Alberto è una di quelle piazze che per me ha una potenzialità straordinaria, è meravigliosa. Mi rendo conto che nello stesso tempo è anche sede di un mercato storico catanese. Questo non toglie che comunque dovrebbe essere gestito con maggior ordine. Già ci sono stati degli accessi nella scorsa settimana della nostra polizia locale che hanno anche provocato dei momenti di insolenza, diciamo così, da parte di alcuni operatori, però è una di quelle piazze su cui vorremmo si ristabilisse l'ordine, per cui ho dato già a disposizione che intanto si provveda a una cosa che fu fatta in passato, di perimetrare gli spazi di ciascun operatore in modo che sappiamo quelli che possono montare legittimamente da quelli che invece rimangono abusivi. Dopodiché tra poco cominceremo i lavori in Piazza della Repubblica lato nord e quindi a ridosso di via Teocrito. Sulla gestione serale di Piazza Carlo Alberto in questo momento non abbiamo noi immaginato nulla rispetto alla situazione attuale. Per eliminare il parcheggio abusivo penseremo anche eventualmente a delle strisce blu che sicuramente non consentono il pagamento al parcheggiatore abusivo, e col costo serale di 70 centesimi, €1 quello che è, certamente diventa un costo sostenibile. Dopodiché abbiamo noi messo 3 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza Carlo Alberto, però diventa un tema che deve essere oggetto di una condivisione progettuale con chi opera, con i residenti, perché lì è un tema certamente spigoloso. Però io non so se abbiamo il tempo e soprattutto se si può vedere dalle immagini di un telefono. Proprio l'altro giorno ho chiesto, avendo verificato in che condizioni si trovi, ho provato a fare una cosa che ogni tanto faccio, ammesso che la trovi subito. Ho messo la situazione attuale di Piazza Carlo Alberto, non so se si vede qualcosa, se è in grado di zoomare. Sì, io lo vedo. Vabbè, lo vede. Baraccopoli. Che è assolutamente disordinata, non riesce a mettere a fuoco, forse perché... Vediamo. Vabbè, vediamo comunque non ci riesce. L'ho messa su ChatGPT e ho detto per favore me la riqualifichi. Caspita. Verrebbe una cosa bellissima, e questo è con l'intelligenza artificiale, quindi... Poi se ce la lascia va bene. la mandiamo in onda. D'accordo. Chiaramente servizio. sono così dei giochini intellettuali che facciamo, però ha anche lì, per come dicevo prima, una possibilità, una prospettiva che diventa molto interessante. La questione è mettere però d'accordo le tante teste che operano al mercato. Devo dire che c'è disponibilità, stanno cominciando a ravvedersi sul tema dei rifiuti, parlo soprattutto dell'area food, e pian piano sono certo che riusciremo noi a contagiare delle migliori prassi rispetto a quelle Magari attuali. un giorno andremo a vederci un evento serale in Piazza Carlo Alberto. Speriamo. Grazie Sindaco per essere stato con noi anche questo mercoledì. Prossimo mercoledì, se non ci sono impegni, potrà venire. Grazie a voi per averci seguito. Prosegue il Ciglia 24. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.